Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Attila Total War. Finalmente oggi continuiamo la nostra avventura. Allora, come potete ben vedere siamo nel 397 d.C. Facciamo un piccolo riassunto dei video precedenti per coloro che non li hanno visti. Allora, avevamo iniziato con l'impero romano d'Occidente, ma come avete ben potuto vedere abbiamo abbandonato la maggior parte dei territori per via delle incursioni barbariche nei vari territori. Abbiamo già diversi eserciti che ci stanno aiutando a fronteggiare l'avanzata barbarica, come per esempio questa legione. E la nostra idea è stata quella di rifugiarci nella penisola italica. Adesso raggiungeremo Vienna con questo esercito e al più presto cercheremo anche di abbandonare le ultime città nel nord. Il nostro territorio rimane in Italia, dove siamo stati attaccati dagli Ostrogoti a nord. Abbiamo già un esercito pronto, un altro esercito, altri eserciti nel sud che cercheranno di raggiungere questa legione. Svariati agenti nemici che danno fastidio. Abbiamo numerevoli legioni proprio per contrattaccare anche questi barbari. Potete vedere che tenteremo di spazzarli al più presto. E dovremo necessariamente portare anche qualche legione al sud, visto che sia la Sardegna che la Sicilia sono state attaccate da altri due eserciti di barbari. Questi eserciti ribelli, potete vedere. Allora, la situazione è un po' difficile, ma dobbiamo resistere ragazzi. Quindi passiamo il turno. I nostri personaggi hanno guadagnato delle abilità. Come al solito vediamo di dargli sempre l'abilità di ambasciatore dopo di Dux, per conferirgli quindi l'ordine pubblico in più. Anche agli altri, perfetto, la stessa cosa, perché ci serve innanzitutto prima l'ordine pubblico al massimo e poi possiamo continuare per le altre strade. Questi generali di questa partita saranno solo ed esclusivamente con questa abilità principale. Morale in più per la sua presenza. Come tradizione la legione settima avrà più munizioni e soprattutto anche più morale contro i barbari. E quest'altra al solito. Perfetto. Finiamo il turno. Ragazzi, sto scaricando The Sims 2 da Origin, quindi arriveranno le prossime. Nei prossimi gameplay arriveranno nei prossimi giorni arriveranno degli ottimi gameplay. Intanto le forze nemiche ci stanno attaccando. Abbiamo 600 uomini. Però io ragazzi questa battaglia la combatto perché voglio uccidere più uomini nemici possibili. Che cos'è questo? 8. Forse non lo so cosa significa questo. Combattiamo. Come avevo detto, scusate ancora se non ho caricato gameplay di ROM. Però adesso dobbiamo riprendere, Vediamo un po'. Battaglia di Verona. È un Verona appunto, potete vedere che si evolve su un piccolo fiume, se non erro. E quindi dobbiamo riuscire a sfruttarlo a nostro vantaggio. Hanno molti arcieri, trombolieri anche. Hanno anche dei rinforzi ragazzi, quindi attenzione. Allora, eccoci arrivati. Potete vedere che c'è un po' di pioggia battente. Forse è un vantaggio, così non possono appiccare il fuoco. Credo che sia pioggia, sì. Allora, abbiamo addirittura una barricata rimanente. Dove la mettiamo ragazzi, la nostra barricata? Gli avversari arrivano allora da questa parte, e anche da questa parte. Quindi l'unica barricata io la metterei per esempio, vediamo un po' dove la posso mettere. La posso mettere o qui o qui. Ecco, io la metterei qui, così blocchiamo questa entrata. Allora, le nostre forze sono minime ragazzi. Io le metterei tutte qui in centro. Per esempio aggiungerei un'unità qui, un'altra unità da questa parte per adesso, un'altra unità da quest'altra parte. Gli arcieri in mezzo. Dove sono? Perché non possiamo metterli? Forse perché c'è la casa. Quindi spostiamo un po' tutti un po' in avanti. Quindi una qua, un'altra qua. Gli arcieri per adesso qua in mezzo. Questa la posizioniamo così. La cavalleria per adesso qui. Molto sparpagliati perché ancora non so come organizzarmi. Quindi quest'altra unità di esploratori proprio qua. E iniziamo la battaglia.
Allora, a quanto pare si avvicineranno da tutti i lati, quindi io per adesso non mi posiziono. Rinforzi, altri uomini da uccidere. Ecco, non mi posiziono proprio per bene. Oh, scusate ragazzi, questo dannato cellulare mi sa che devo metterlo in modalità silenziosa. Ok, così non rompe le scatole. Allora, abbiamo detto, abbiamo questo piccolo esercitino, l'ho voluta combattere questa battaglia per ridurre il numero delle unità nemiche, se riesco. Allora, proviamo a mettere questa unità da questa parte, eccoci qua, visto che loro si stanno raggruppando tutti in questa minima parte, perfetto. Avviciniamoci ragazzi. Metterei un'altra unità di lance qui per bloccare questa entrata e un'altra unità qui per bloccare quest'altra entrata. Gli esploratori li teniamo dietro e il generale lo teniamo qua davanti. Il nemico si avvicina, ecco che entrano le sue cavallerie. Perfetto, proprio quello che volevo. No, ci sono spadaccini. Ecco le lance. Queste due unità di corti ed esploratori. Maledizione, li mandiamo via. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, in tempo. E abbiamo solo un'unità di lancia, che sfiga. Quindi vediamo di portare tutte le nostre spade su questa lancia insieme alla cavalleria. Tanto i nostri arcieri con il tiro di precisione riescono a fermarli in qualche modo. Eccoci qua. Purtroppo ragazzi abbiamo solo un'unità. Ecco, la stiamo dimezzando l'unità di cavalleria avversaria. Meno male che qua stanno facendo avanzare gli schermagliatori che all'occhi. Avanziamo con due unità da questa parte, un'unità da quest'altra. Intanto qua gli arcieri devono riuscire a dimezzare al più presto queste unità qui. Ecco che le cavallerie tornano indietro. Qui una, e qua gliene mandiamo un'altra per aiutare il nostro generale. La cavalleria fa il giro. Vediamo se la cavalleria... là ci sono altre lance. Siamo riusciti quasi a dimezzare. Ecco, guardate quanti gliene abbiamo ammazzati già. Spostiamo immediatamente gli arcieri indietro. Facciamo fuoco su questa marmaglia. Con il tiro infuocato non è possibile, ma neanche pesante, perché sono unità abbastanza leggere. Ecco che ci arrivano anche mazzate dall'altra parte. La cavalleria però può beccarli nelle retrovie. Qui continuiamo. Altri uomini con l'avanzamento veloce. Cavallerie un po' bloccate. No, se riusciamo in qualche modo niente, non possiamo entrare. Ci sono altre lance. Il nostro fianco ragazzi inizia a perdere. Vediamo se possiamo procedere qua in mezzo. Ci sono le lance purtroppo, ma devo riuscire a beccarli almeno di dietro. Altre unità se la stanno dando a gambe. Attenzione. Vediamo se riusciamo a dimezzarne più che possiamo, ragazzi. Questo è il nostro unico obiettivo. Ecco che partono altre frecce. I nostri uomini sono stati ormai circondati, però già una buona unità di lance gliela stiamo mandando in fuga. Continuano i nostri esploratori a spingere insieme al generale. Gli arcieri, la nostra potenza è stata quasi sconfitta. Vediamo se possiamo entrare in corpo a corpo contro questi schermagliatori. Credo che gli arcieri siano armati meglio degli schermagliatori. Anzi, noi briganti germanici sono armati molto meglio, quindi faremo meglio. Ma ormai ci hanno ingaggiato, quindi non possiamo fare nient'altro. Continuiamo con l'attacco dei nostri uomini. Magari riescono a uccidere più nemici possibili. Queste unità dobbiamo portarle via ragazzi. È inutile continuare da questa parte. Vediamo se riusciamo. Niente, sono andate in fuga. Il generale ormai colpito anche di dietro non riesce a contrastare. Abbiamo un paio di coorti, però ragazzi sono riusciti a far fuori davvero tantissime unità. Sono felice. L'ho voluta combattere questa battaglia non perché speravo di vincere, ma perché volevo uccidere il numero più alto degli ecco, gli abbiamo ucciso 721 uomini. Attenzione, hanno perso 721 uomini, importantissimo. Se avessero combattuto la battaglia da soli, quindi con l'aiuto del computer, non ne avrebbero ucciso neanche mezzo. 721 è un numero importante. Guardate un po', gliel'abbiamo stremati, gli abbiamo ucciso una cavalleria, tantissimi uomini delle bande e anche le reclute sono state dimezzate. Quindi un misero accampamento, guardate quello che ha fatto. Quindi ragazzi queste battaglie le combattiamo tutte, anche se sono noiose, perché, importante, dobbiamo fare così. Intanto ditemi se la qualità di questo video vi piace, se no io purtroppo sapete che ho una connessione pessima rispetto alle connessioni del nord Italia, diciamo così. Quindi io cerco
per evitare di tenere il computer acceso 16 ore a caricare un video, tento di ridurre più che posso la qualità del video in modo tale che diventa più piccolo il file, perché io vedo persone che caricano video con una qualità davvero ottima, però ovviamente loro hanno connessioni di tutto rispetto, avranno 3-4 mega in upload, gente ce n'ha pure di più, ne ha pure 6-7. Io che ho 0,60, 0,70 per caricare un video di 3-4 giga ci metto 16 ore. E davvero mi passa pure la voglia a fare un video, perché per vederlo poi online devo aspettare 16 ore, davvero ci possiamo addormentare, ragazzi. Quindi cercherò di ridurre un po' la qualità del video, perché così è troppo grande il video, non è possibile. Ho sentito in televisione che adesso porteranno la connessione in tutta Italia a circa 30 mega entro 15 anni. Mamma mia, ragazzi. Una ribellione in Mauretania, insediamento razziato a Verona, attività di un agente ostile che ha depistato gli eserciti. Magna Grecia. Scalata al potere, quest'uomo affamato di potere ha preso la carica senza la tua approvazione. Potrebbe essere adatto al ruolo, ma mettere le semplici in il potere della tua famiglia. Chi è stato questo? Mamma mia. Lealtà. Chi è quello che ha preso il potere? Ah, questo. Vuole prendere il potere di quest'altro. Influenza. Ma quando mai? Ferma la promozione, levati dalle scatole. Sì, uno con 101 di potere può essere che ci getta veramente a terra. Quanti soldi abbiamo? Un pochino ce li abbiamo. Allora, Verona è stato razziato e abbiamo addirittura altri barbari. Quindi io allora spedirei questa legione nel sud a fermare questi attacchi. Qua cosa succede? Ecco, a Caralis dobbiamo fare qualcosa. Vediamo un po'. Ordine pubblico, cibo ne abbiamo per adesso. 3 ordine pubblico. Ecco, un foro potrebbe essere interessante. Perfetto. Qui possiamo ricercare anche... No, scienze legali. Integrità. Continuiamo sulla scienza legale, ragazzi. Per quanto riguarda invece Siracusa, vediamo cosa possiamo fare. No, non la voglio abbandonare Siracusa, però nella Magna Grecia abbiamo addirittura il Campidoglio che lo possiamo convertire in una statua, addirittura nella casa del governatore, proprio a Taranto. La casa del governatore ci farebbe molto comodo, quindi la possiamo commissionare. Intanto io porto questa legione nel sud, anzi questa la porto nel sud con la marcia forzata, la facciamo arrivare a Siracusa. Siamo arrivati? Ok, la facciamo arrivare fino qui, perfetto. Qui nel nord dovevamo sconfiggere, se non sbaglio, questo esercito qua a Verona che ha rotto le scatole, quindi via. Più a lungo un insediamento resta sotto assedio, peggiori diventano le sue condizioni fisiche, il che rende più semplice. Scusate, ma perché abbiamo questa? Cioè loro sono solo 1000, noi 1500 c'è questa barra in mezzo. Non vorrei che davvero ci danno fastidio. Quindi se lo circondiamo quanti turni dobbiamo aspettare? Barricate, i turni saranno 13. No, dobbiamo combatterlo, ragazzi. Si ritorna a Verona a combattere la battaglia di prima. Siamo stati scalciati fuori con quella battaglia, però anche loro hanno adesso un onagro, attenzione. Tutte le strade portano a Roma. Aspettate, ragazzi, mi soffio il naso. Scusate. Ok. Allora, vediamo un pochettino. Va bene, vediamo di iniziare. Allora, ragazzi, non abbiamo nessuna torre del Signore degli Anelli. Io direi di mettere le nostre catapulte qua ferme. Perfetto, gli metterei il proiettile infuocato. E siccome è aperta la strada, non c'è bisogno di fare pazzie. Quindi attenzione, qua hanno messo una barricata, teniamo d'occhio tutto questo. Io metterei per esempio le cavallerie, le farei entrare da qua.
per esempio mettiamo le nostre cavallerie qua insieme a 2 unità, anzi a un'unità di spadaccini e a un'unità di quella più piena di uomini d'attacco. Dove li mettiamo? Ah, per forza qua le dobbiamo mettere. Quindi queste 2 insieme alle cavallerie andranno lì. Perfetto, tutti insieme in un gruppo. Ok, il generale andrà dall'altra parte. Gli schermagliatori li teniamo sotto. Dobbiamo tenere un'unità. No, non c'è bisogno, ma non lo so, perché penso che le catapulte non vengono attaccate con le cavallerie. No, no, che posso credere una cosa del genere, da qua sotto. Quindi prendiamo tutte le altre unità di spadaccini. Queste 3 unità di spadaccini le mettiamo qua davanti. Gli mettiamo altre 2 unità di lancieri pesanti, che sono pesanti, vero? Sono buona armatura. Danni eccellente. Buono. Meglio mettere i lancieri però davanti, ragazzi. Sempre meglio. Le unità più importanti devono rimanere sempre dietro. Unico gruppo. Il generale pure, lo mettiamo qua dietro. Spadaccino, generale. Perfetto. E iniziamo. Allora, procediamo veloci verso il centro. Anche voi, ragazzi. Attenzione. Andiamocene via. Stanno uscendo fuori. Stanno uscendo fuori. Allora. Dove dobbiamo sparare? Attenzione. Aspettate, dove stiamo sparando? Dobbiamo riuscire a colpire qua. Hanno puntato tutto sull'altra parte. Maledetti. Via, via, via. Torniamo indietro noi. Torniamo indietro anche con queste cavallerie. Le catapulte le mettiamo qua, ragazzi. Battaglia strana questa, perché loro si sono messi bene, maledetti. Io pensavo che si rinchiudevano dentro. Perché è sotto attacco il generale? Sotto attacco. Tenetelo in vita. Mettiamoli qua. 1 e 2 li mettiamo qua insieme a una lancia. Questi qua. Cavallerie qua. Dai, ragazzi, mettetevi bene. Dai, giratevi. Dai. Gli portiamo anche un'altra lancia qua. State iniziando a sparare? Ma dai, eravamo lontani. Noi, ragazzi, facciamo più danno con questi schermagliatori. Eccoli qua. Advance at speed! Advance at speed! March! Federati spears! Nevis Amatore! Missiles awaiting targets! Fire! Engage for glory! Attenzione! Hanno individuato le nostre unità nascoste! Speed! Scout and witches! Swift riders at your command! Riders! Advance! Advance! Take aim! For glory! Victory! Nevis Amatore! Ready for... Roma Invicta! Forward! Take aim! Avanti, voi colpite qui. Le cavallerie intanto stanno facendo un bel giretto. Ma come sono Ah, ci hanno distrutto le catapulte, ragazzi. Maledetti. Palatina Guards! Advance! Il nemico è stato avvistato.
Eccole. Taratatata. Colpiteli alle retrovie. Perfetto. Queste qua. Qua abbiamo ancora un bel po' di munizioni. Non voglio toccare l'accampamento di Venezia, di Verona, perché alle retrovie, perfetto. Così li colpiamo per benino. Continuiamo qua. Perfetto, il generale nemico è morto. Continuiamo con i nostri schermagliatori. Qua addirittura hanno questi qua gli arcieri con le balestre, i balestrieri. Eccoli qui. Perfetto, mandiamoglieli via. Battaglia strana, perché stavamo perdendo all'inizio. Perché di come era messa, se attaccavo veramente mi facevano fuori. Questi schermagliatori facciamo bersagliare qui. Allora, una cavalleria la mandiamo qua sotto. Un'altra qua. Questi li facciamo inseguire qui. Tutto l'esercitone lo mandiamo qua sotto. Dai ragazzi, fateli fuori. Dai, fateli fuori, fateli fuori, fateli fuori, fateli fuori, fateli fuori. I nostri uomini stanno scappando dal campo. Come di stanno battaglia. scappando? Ma dai, proprio alla fine ci dobbiamo perdere in un bicchiere d'acqua, ragazzi. Ma dai, non facciamo gli stupidi. Andiamoli via questi. Ok. Dobbiamo metterci a distruggere anche le briciole. Qua quanti uomini ci sono? 2. Ma dai, vi spaventate di 2 uomini. Guardate dell'esercitone che avete davanti, che vi sta aiutando e scappate. Oh, 2 uomini qua. 2 contro 2. Qua fanno il duello e se ne scappano. Ma io non lo so. Ok. Qua le nostre cavallerie sono riuscite ad eliminare un po' tutto. Rimane solo un'ultima unità qua su. Queste altre le possiamo sbaragliare. Basta catapulte, fermiamoci. Uccidiamo anche questi ultimi. Qua rimane, se non sbaglio, il generale. Entriamo dentro. Allora, iniziamo a bersagliarlo con gli schermagliatori. Ha esaurito le munizioni e non può più far fuoco. Schermagliatori mettiamoli qua. Le cavallerie verranno pure a darci una mano contro il generale. Schermagliatori li mettiamo dietro, ragazzi. Eccoli qua, schermagliatori messi dietro. Così lo possiamo bersagliare. Hanno finito addirittura i colpi. Bene ragazzi, vittoria. Abbiamo eliminato l'esercito nemico. Ingegnere d'assedio, grazie. Abbiamo perso però